Ciao a tutti e bentornati alla strada da inseguire, il format di Sardegna Gold dedicato alla scoperta di alcuni dei giovani talenti della nostra isola. Oggi abbiamo il piacere di ospitare qui con noi, di avere qui con noi Sara Festa. Ciao, Ciao grazie. Sara, tennista, campione regionale Under 14, Sì, di uno sport che attualmente sta conoscendo un momento di grande allora, popolarità. sì, sì. Raccontaci come hai iniziato a praticare il tennis. Allora, io ho iniziato a praticare tennis quando avevo più o meno 6 anni, perché inizialmente lo praticava mia sorella più grande e io vivevo, cioè, in questo paesino piccolino, Villa Puzzu, dove c'era questo piccolo circolo. Tra l'altro è un bel paese, Sì, sì, sì. bellissima zona, Sì, bellissimo un mare. bel mare, sì, sì. E quindi lei ha iniziato a praticarlo là e io mi sono avvicinata inizialmente andando a guardare i suoi allenamenti oppure vedendo giocare gli altri bambini come me. E quindi ho deciso di chiedere ai miei genitori di farmi provare anche a me a praticare questo sport. E ho iniziato e subito mi sono appassionata perché c'era un maestro molto bravo che comunque ci sapeva fare bene con i bambini, gli allenamenti erano principalmente dei giochi educativi e anche che comunque ci iniziavano a far avere un approccio con questo Col sport, con tennis. il tennis. E quello è molto importante, direi Sì, fondamentale avere una figura di riferimento che ti faccia amare lo sport, sì, ti faccia provare negli aspetti più belli e divertenti, specie sì, quando si è piccoli. bambini. Mm-mm. E poi dopo come proseguite la tua attività tennistica? E dopo, diciamo, ho continuato ad allenarmi sempre in questo circolo, sempre con le stesse persone, con le mie stesse compagne di allenamento, però ovviamente crescendo ho cambiato l'allenatore ed è venuto un altro maestro molto bravo, Fabio, e con lui, diciamo, ho continuato il mio percorso dagli 8-10 anni fino poi ai 13 anni e mi sono allenata con lui per molto tempo, era molto bravo, comunque lui ci teneva anche a me. E poi ai 13 anni diciamo che io già prima andavo ad allenarmi in un altro circolo che era quello del il TC Cagliari, perché comunque facendo parte dei raduni nazionali della FIT, quindi Coppe delle Province Bernardinelli. La federazione del Sì, tennis. la federazione comunque ero già vista in quel campo e quindi mi avevano chiesto anche di andarmi ad allenare là e quindi alcune volte a settimana andavo, però comunque continuando la scuola a Villa Puzzu non potevo andarci sempre. E poi invece a 13 anni quando diciamo dovevo iscrivermi alle superiori per comunque proseguire questo mio sogno e quindi andarmi a trasferire direttamente al tennis club per allenarmi là tutto il tempo, ho deciso di prendere la scelta di venire a una scuola qua a Cagliari e la scelta che ho preso è stata quella di andare al Convitto perché comunque offriva anche una struttura dove poter dormire e rimanere qua costantemente, oltre che la bellissima scuola o liceo sportivo che comunque a me piaceva molto È una perché scuola d'eccellenza sì, riconosciuta come tale. sì, sì, anche perché da me fin da piccola mi è sempre piaciuto lo sport, praticare lo sport e quindi l'idea di un liceo sportivo era proprio il top per me, per le mie ambizioni, diciamo. Ecco, com'è stata per una ragazza di 13 anni trasferirsi da Villa Puzzo a Cagliari, quindi non solo trasferirsi ma uscire anche dalla casa della famiglia? Sì, allora, inizialmente io, diciamo, lo vedevo come una cosa molto lontana, cioè non ci avrei mai pensato prima di trasferirmi. Poi invece, diciamo, il trasferimento è stato inizialmente un po' difficile, più che altro perché ero proprio lontana dalla mia famiglia e sono sempre stata molto legata alla mia famiglia, quindi è stato un po' difficile per quello. Però subito, diciamo, il fatto che comunque io andassi là per proseguire il mio sogno, quindi la mia passione, mi ha fatto diciamo un po' Ti ha dato dimenticare, sì, la mi ha forza per fatto superare quel la momento. forza anche, sì, mi ha fatto dimenticare proprio il fatto che comunque io stessi lì da sola, ma anche perché comunque la mia famiglia mi è sempre stata molto vicina, comunque per farmi sentire più vicini magari venivano più volte invece che il fine settimana e quindi alla fine sì, è stato difficile inizialmente perché ero anche abbastanza piccola, però poi sono stata Non ti tranquilla. sei pentita della tua No, no, scelta. no, per niente. E
C'è stato un momento che ti ha fatto capire che il tennis per te non era soltanto quell'attività divertente che ti ha fatto conoscere il tuo primo maestro, ma era qualcosa di più nel quale avresti potuto eccellere? Sì, sì, vabbè, perché comunque anche iniziando gli allenamenti a Cagliari ho iniziato a vedere che comunque in me c'era una sorta di potenziale, perché nel tennis soprattutto è molto fondamentale la parte mentale e io sin da piccola ho sempre avuto una mente molto forte, infatti anche da piccola vincevo molte partite, molti tornei così. E inoltre anche perché comunque grazie al tennis sono cresciuta molto, sono maturata, mi ha dato la possibilità di rendermi una ragazza comunque responsabile, sapermi organizzare con la scuola. E poi vabbè, c'è stato il momento in cui dopo varie vittorie sono riuscita ad ottenere la vittoria e diventare campionessa sarda e là proprio comunque ho capito Cosa hai che provato in quel sì, momento? è stata una gioia enorme perché comunque ci stavo provando già da molti anni e avevo sempre svolto il torneo che comunque ti rende campionessa sarda, ma avevo sempre perso 3 anni di fila in finale, quindi non riuscendo Insomma, anche molto Sì, frustrante, quindi la sì, sensazione di arrivare sì, a un metro dal secondo. traguardo e doversi fermare. Sì, sì. E invece quell'anno c'è stata la svolta e sono rimasta molto felice. Quindi mi ha dato anche questo la forza di proseguire, di impegnarmi sempre di più per questa strada. Ecco, credi che l'aver perso 3 finali in precedenza ti abbia aiutato a vincere quella quarta? Sì, io penso di sì perché penso che nel tennis la sconfitta sia fondamentale, cioè sia proprio una parte del percorso, in quanto è diciamo dalle sconfitte che noi capiamo quali sono i nostri limiti e quali comunque sono le cose che dobbiamo migliorare, che magari vediamo dall'avversario, mentre comunque quando tu vinci e continui con le vittorie, sì, è bello, è gratificante, però poi continui, diciamo, a vincere, non ti soffermi sui punti, i punti che devi migliorare. E quindi sì, secondo me le sconfitte sono state fondamentali e mi hanno aiutato anche a cambiare magari qualcosa, a migliorarmi oppure a saper gestire meglio, diciamo, nel campo, che ne so, l'avversario, diciamo, a saperlo prendere meglio. Succede mai che nel corso di una partita, mentre tu hai di fronte l'avversaria e il pubblico sugli spalti, a un certo punto ti sembra che la racchetta pesi un quintale? Allora, non mi è mai successo sinceramente, però sì, quando in varie partite c'è stato molto pubblico mi è capitato di essere abbastanza in ansia. Ecco, Eh, tu hai rimarcato l'importanza del fattore mentale nella pratica del tennis sì. agonistico. Come riesci ad allenare la tua mente da questo punto di vista? È una dote naturale o è un qualcosa che tu hai anche sviluppato? Sì, allora diciamo che la mia la considero una dote naturale perché proprio ce l'ho avuta sin da piccola da piccola vincevo magari partite dopo 3 ore e mezza, anche quando perdevo i primi set, quando da piccoli è difficile diciamo vincere una partita dopo che perdi subito i primi set, cioè il primo set. E quindi la mia la considero una dote, però penso che si possa sviluppare e migliorare anche durante l'allenamento. E come? Magari possiamo dare un consiglio a tanti tuoi coetanei che hanno che incontrano quel tipo di difficoltà, magari riuscire a sviluppare una certa predisposizione mentale a superare gli ostacoli, a sopportare lo stress, la tensione, l'ansia, sono problemi nella vita di un adolescente molto comuni. Sì, sì, magari cioè, il mio consiglio è quello di prendersi comunque il proprio tempo oppure formarsi una routine da seguire per comunque rimanere più tranquilli, comunque che non ti faccia provocare stress, magari anche fare le cose troppo velocemente, non avere una routine, questo può provocare stress. E poi soprattutto non mollare, non perdere fiducia dopo i primi ostacoli o i primi punti persi, diciamo. Ecco, capita spesso che qualcuno abbia quel momento, tra virgolette, di down dopo che magari le cose iniziano male. Sì, 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 durante la partita sì, capita quasi spesso, molto spesso. E lì forse magari anche la forza del colpo è Sì, di... perché poi dalla testa parte tutto, cioè se tu quindi parti male e sei comunque
cioè non hai, perdi la fiducia, automaticamente anche i colpi iniziano a perdere la loro qualità. E quello spesso è quello che ti fa perdere le partite. Sì. E in cosa consiste la tua giornata tipo di studente campionessa regionale di tennis? Allora, vabbè, la mia giornata inizia, mi sveglio, mi preparo per andare a scuola. Io, come sapete, dormo al convitto, quindi vado da scuola dal convitto. E vabbè, faccio 6 ore di scuola, poi mangio nella mensa del convitto, perché ci offre l'opportunità di mangiare. E dopo che mangio io praticamente scappo subito da scuola perché i miei allenamenti iniziano alle 3, quindi noi mangiamo alle 2 e ho praticamente 20 minuti per mangiare, prendere il pullman e andare al circolo. Perché Fast food in senso letterale sì, proprio. sì, perché poi devo anche riscaldarmi, poi nel tennis è molto importante anche le fasi, diciamo, prima e dopo l'allenamento, quindi il riscaldamento è fondamentale per evitare ovviamente gli infortuni. E poi, diciamo, mi alleno dalle 3 alle 7 ogni giorno, quindi 4 ore, e in queste 4 ore, diciamo... 4 ore è tantissimo. Sì, comprendono sia, vabbè, la parte di tennis, che sono 2 ore, quindi dove facciamo tecnica oppure tattica, diciamo, in base ai giorni. E poi ci sono un'ora e mezza di atletica, che è anche fondamentale per il tennis, perché la parte fisica pure conta molto. Quindi corsa, così. Sì, corsa, oppure esercizi di spostamenti per il tennis, sempre legata al tennis. E poi c'è anche questa sorta di prevenzione, che l'hanno inserita da qualche anno, che serve proprio degli esercizi per prevenire gli infortuni. E poi vabbè, stretching, defaticamento, quei classici dell'allenamento. E poi dopo torno, diciamo, in convitto, che sono più o meno le 7:30, che è l'orario di cena, perché poi noi ceniamo abbastanza presto. E dopo cena, diciamo, è il tempo che mi riservo un po' per studiare, ripassare quello che abbiamo fatto in classe, ma diciamo che riesco a collegare il fatto di fare così tante ore di sport con la scuola, perché io sin dalle elementari ho imparato a, diciamo, seguire molto a scuola, quindi apprendere la maggior parte delle cose a scuola. Infatti sono sempre al primo banco, anche dalla prima superiore, per cercare di apprendere maggiori informazioni possibili, così che poi a casa debba solo ripassare, rivedermi quelle cose e così. E poi dopo dormo, cerco di andare a dormire presto perché... Ed è stato complicato sviluppare questo metodo che ti ha consentito di conciliare la pratica sportiva? Beh, insomma, 4 ore al giorno sono tante. Sì. Allora, diciamo che per me non è stato per niente complicato, perché comunque ho iniziato sin da piccola, anche se mi allenavo meno ovviamente da piccola, però comunque non è stato difficile perché per me non sono mai risultati sacrifici, in quanto io diciamo andavo ad allenarmi per una cosa che mi piaceva a me, quindi per proseguire la mia passione, e pertanto non mi pesava fare tutto questo. E inoltre anche perché io ho sempre notato che comunque fare così tanto sport mi aiutasse anche molto ad attivare il cervello. Infatti molto spesso quando cioè, faccio sport ho molta più energia per studiare che di quando invece non faccio niente, sto a casa e riesco a studiare ancora meno. Celeberrimo mens sana in corpore sano. Sì, proprio così. E quindi poi anche con le medie mi ha aiutato molto, perché sono riuscita ad organizzarmi, in quanto dovevo andare 2 o 3 volte a settimana a Cagliari, quindi magari alle medie, che la mole di lavoro era anche bella densa, molte volte mi organizzavo per studiare in macchina, oppure al rientro sì, a casa tardi, molto tardi, quindi non mi è mai pesata, diciamo, questa cosa. Volevo domandarti, tu da bambina hai apprezzato la bellezza del tennis anche come divertimento, grazie a un maestro che è stato molto bravo in tal senso. Oggi che ti alleni 4 ore al giorno, riesci a vivere ancora il tennis come un divertimento? Sì. Allora, quella cosa l'ho mantenuta sin da piccola, perché comunque, soprattutto nel tennis, ma in qualsiasi sport, se non ti diverti non riesci nemmeno ad apprendere tutte le cose che potresti apprendere. Quindi sì, ho mantenuto quel divertimento, lo sento ancora oggi negli allenamenti. Ovviamente da parte mia c'è più impegno, c'è più serietà per imparare la maggior parte delle cose, ma rimangono quei momenti di divertimento anche insieme ai miei compagni.
delle mie compagne. Certo, certo. E ultimamente, grazie alle imprese di Sinner, il tennis, che comunque è sempre stato uno Sì. sport popolare, conosce nuovi adepti. Sicuramente da qui a poco tantissimi ragazzini vorranno iniziare a fare tennis, perché come è normale che sia, quando c'è il campione che vince, Sì. l'esempio viene emulato o si cerca di emularlo da parte soprattutto dei più giovani. Ecco, Sì, che sì. consiglio vuoi dare, se lo vuoi dare, a qualcuno che in questi giorni sta decidendo di iniziare a fare tennis? Che consiglio le daresti per far sì che non fosse soltanto un fuoco di paglia, ma effettivamente una pratica da portare avanti nel corso del tempo? Certo, vabbè, il mio consiglio inizialmente sarebbe quello di iniziare a praticarlo non soltanto perché magari vediamo questi campioni, ma proprio perché magari ci vogliamo approcciare a un nuovo campo, a uno sport, comunque uno sport individuale che è abbastanza difficile. Quindi sarebbe quello di iniziarlo con molta leggerezza, divertimento e poi vedere se man mano nel tempo comunque riesce questo sport a prenderti e a farlo diventare comunque una passione per continuare ad allenarti. O comunque magari può continuare ad essere un divertimento, e che se è Sì, soltanto un divertimento va benissimo. sì, certo. Certo. Bene, grazie Sara, grazie per essere stata con noi, grazie a Roberto Dessi in regia, alla prossima puntata. Ciao a tutti. Grazie mille, ciao.